Qual è la giornata tipo di tutti quei ragazzi che si affidano al porta a porta per lasciare i propri curricula nelle attività di loro interesse? Andiamolo a scoprire. Ci faranno sapere come sempre. Nome? Adele Marsala. Eleonora Gulisano, Età? 26 anni, 25. Titolo di studio? laurea triennale in Scienze del Turismo. Quando? 14 novembre del 2017, E mi sono laureata il 4 ottobre. E da quando cerchi lavoro? praticamente da novembre. Da ottobre. Ragazze, cosa prevede la vostra giornata? Lasciare i curriculum in tante agenzie di viaggio. Andiamo di qua. Adele, cosa sta tenendo in mano? Sto tenendo in mano la lista delle agenzie di viaggio che vado a trovare su internet e divido per zona, così mi viene un po' più facile il senso dell'orientamento. Con la scusa del Giro Catania. Quelle tagliate sono quelle Quelle già tagliate visitate. dove ho lasciato il curriculum o dove mi hanno detto che non c'è bisogno e non assumono personale. Le altre invece. Le altre sono da fare. Ma cosa ti dicono ogni volta che entri dentro? Ogni volta che entro mi dicono le faremo sapere. Ma perdono qualche minuto a Un dialogare? secondo, 2 secondi. Si prendono il curriculum, ma la risposta è quella, non si sbilanciano. È capitato proprio 2 casi che mi hanno fatto rimanere un po' di più, ma insomma non mi hanno dato speranza o altro. Dove andate adesso? A lasciare altri curriculum. Nella zona. Nella speranza di? Di trovare un lavoro. Ecco, ha detto lei. Sì. Avete trovato un appoggio di fortuna, ragazze? Eh sì, questa è la vita di chi cerca lavoro. Stile profughe praticamente, però vabbè. Avete intenzione di proseguire? Per oggi no. Poi un'altra volta, anche perché la mattina tutte le agenzie sono aperte, poi il pomeriggio ognuno ha il suo orario. Quindi Arriviamo 4, 4 e mezza, quindi non è accessibile a noi. preferiamo la mattina. Come siete scese? Con l'autobus. Autobus. Quindi adesso per tornare Autobus.